In questo 13 settembre il centro di Montebelluna è solo apparentemente tranquillo, ma è il primo giorno di scuola, un grande risveglio, un grande ritorno per centinaia di studenti qui ai piedi del Montello. Covid, trasporti e mascherine, sentiamo le loro voci. Il Covid vi ha un po' cambiato la vita, un po' tanto. Abbastanza, anche perché abbiamo passato quasi 2 anni senza contatti sociali in presenza e erano comunque gli anni migliori della nostra vita. Ad esempio sono entrata in quarantena che avevo 16 anni e ora me ne ritrovo ad avere 18 con 3000 responsabilità e comunque 2 anni cambiano molto una persona, averli passati rinchiusi in casa ci ha un po' cambiati abbastanza. Per l'anno scolastico cosa ti aspetti? Di finirlo con o senza mascherina? Spero senza, in realtà. Vi aspettate qualcosa in più, un po' più di tolleranza magari dei professori? Ma in realtà penso che sarà più o meno la stessa cosa. Sì, non penso cambierà tanto. Inizia l'ultimo anno delle scuole superiori, con quali aspettative? Beh, intanto che questo è l'ultimo e quindi fa un effetto abbastanza strano comunque. E niente, non so che aspettarmi quest'anno. Di poter farlo tutto l'anno in classe senza essere messi in DAD e finirlo tutti con i miei compagni insieme, insomma non come l'anno scorso sicuramente. Sicuramente un po' di paura, un po' di ansia, però anche la voglia di finire questi 5 anni, che non se ne può più ormai. Sulla questione virus, mascherine, Sì, questa cosa che se ognuno ha la mascherina se ognuno ha il Green Pass si possa le mascherine mi fa un po' sperare, però per altri 1, forse 2 anni ancora sarà una realtà a cui dobbiamo abituarci, lo sappiamo. Sinceramente non è che mi cambi molto, visto che anche l'anno scorso l'abbiamo fatto, quindi cambia poco niente in realtà. le aspettative sembrano buone, siete tutti disciplinati, tutti già mascherati. Cosa avete imparato da questi ultimi 2 anni di Covid? Che in presenza si impara meglio e di più, cioè in data comunque si perde qualcosa. Beh, fuori dalla scuola c'è ancora da vedere, il problema più grande sono ovviamente i trasporti e non sono io a doverlo dire. Invece all'interno della scuola, allora io spero sinceramente che più avanti, magari questo primo periodo dell'anno sarà un po' incerto, però nel secondo, secondo me c'è la possibilità che magari riusciamo anche a toglierci le mascherine da seduti, vederci in faccia insomma, perché così non è la stessa cosa. Covid, scuola, trasporti, com'è andato questo primo giorno? Allora, per me è andato anche abbastanza bene, tranne che nell'autobus non c'era molto spazio e molta gente è rimasta anche in piedi. Beh, in realtà è uguale perché comunque il Covid c'è e quindi le mascherine ovviamente e tanta gente, soprattutto i nuovi studenti del primo anno. Com'è tornare così in tanti e vedersi in faccia? Un po' strano perché siamo passati da essere completamente asociali a dover socializzare adesso, quindi non è proprio il massimo, è un po' difficile in realtà. Parliamo di trasporti, com'è stato questo primo giorno? Beh, abbastanza affollato, c'era abbastanza persone, però è stato rispettato penso la capienza all'80%, però sì, rispetto agli altri anni la situazione non è tanto diversa. Che aspettative hai per il tuo anno scolastico? Bella domanda.